Salve a tutti, parliamo ora del concetto di corrente elettrica. Si indica con I ed è uguale alla quantità di carica che passa attraverso un filo elettrico diviso il tempo impiegato affinché questa carica passi. E quindi in un certo senso ci indica la velocità con cui passano le cariche, e quindi si misura con coulomb al secondo, quanti coulomb di carica passano ogni secondo. Visto il coulomb al secondo, invece di scrivere coulomb al secondo si usa un'altra unità, visto che si usa tanto, abbiamo trovato un nuovo nome, ampere. Hanno definito così i coulomb al secondo, ampere. Quindi ampere misura la corrente elettrica. E qui abbiamo un circuito elettrico, qui un generatore di tensione, e qui abbiamo una resistenza che si oppone al passaggio di corrente. C'è da dire ancora questo, che indichiamo il verso convenzionale a corrente così, che parte dal positivo e arriva al negativo, come se si muovessero delle cariche positive che vengono respinte da qui. Però in realtà questo lo pensavano gli scienziati all'inizio, quando hanno iniziato a studiare questi fenomeni, che si muovessero le cariche positive dentro i fili. In realtà poi hanno scoperto che praticamente in tutti i casi pratici sono le cariche negative a muoversi lungo i fili, quindi effettivamente lungo i fili si muovono, le cariche si muovono in verso opposto a quello convenzionale al corrente. Comunque si indica ancora così, è solo una convenzione. Ok, adesso vediamo la legge di Ohm. La legge di Ohm ci dice che la tensione è uguale alla resistenza per la corrente. E insomma, vale nei circuiti elettrici, vale questa formula che è la legge di Ohm. E la resistenza ha come unità di misura gli ohm. Poi ohm come unità di misura è abbastanza piccolo e si usa mettere valori grandi di parecchi ohm, e invece al contrario per la corrente I si usa spesso i milliampere perché è un'unità molto grande. Adesso vediamo se non ho solo una resistenza, se ho più resistenze diverse, di trovare una resistenza equivalente che le sostituisca. Quindi qui abbiamo le resistenze, le possiamo collegare in serie o in parallelo. Adesso vediamo il collegamento in serie. Perché in serie? Perché quando la corrente passa va prima in una resistenza e poi nell'altra. Quindi sono collegati in serie. Ai capi di questa resistenza posso misurare la tensione U1, ai capi di questa la tensione U2. Allora vale la legge di Ohm e voglio trovare al posto di R1 e R2 una resistenza equivalente da mettere qui. Allora, cominciamo a scrivere questo. La tensione qui è U1 più U2. Questa è una delle leggi di Kirchhoff. Comunque è abbastanza comprensibile che si devono sommare le tensioni, cioè tra questi punti deve essere uguale alla tensione generata qui. Usiamo la legge di Ohm qui e anche qui. Al posto di 1 mettiamo R1I, al posto di 2 R2I. E raccogliamo I, abbiamo R1 più R2I. Adesso confrontiamo questa formula con questa e vediamo che la resistenza equivalente R deve essere uguale a R1 più R2. Se abbiamo tre resistenze metteremo R1 più R2 più R3. È molto facile se sono in serie, e così avanti. È molto facile se sono in serie, un po' più complicato se sono in parallelo. Adesso vediamo. Queste resistenze sono collegate in parallelo perché qui abbiamo la corrente I che poi si divide e passa in parte in R1 e in parte in R2. Si divide, quindi va in parallelo in una e nell'altra. Allora, adesso scriviamo la legge di Ohm e la scriviamo anche così invertita perché ci serve dopo. I sarebbe U fratto R, scrivo come U per 1 fratto R. Allora, incominciamo così, che la corrente I si distribuisce tra I1 e I2. Questa è un'altra legge di Kirchhoff. Comunque anche questa è comprensibile perché I indica la velocità con cui passano le cariche. E in pratica dire questo significa che la carica si conserva, la carica non sparisce, non si crea dal nulla. Quindi quella carica che arriva qua si va a distribuire qui e qui. E adesso usiamo la legge di Ohm qui e qui. Al posto di 1 mettiamo U fratto R1, al posto di 2 U fratto R2. Poi raccolgo U e qui ho 1 fratto R1 più 1 fratto R2. Adesso confrontiamo questa formula con questa, per questo l'avevo scritta,
e vediamo che 1 fratto R è uguale a 1 fratto R1 più 1 fratto R2, e quindi se ho due resistenze in parallelo la regola è questa. Poi volendo, nel caso di 2, posso mettere a denominatore comune e invertire le frazioni, perché qui ho 1 fratto R, attenzione, non R, e trovo che R è uguale a R1 per R2 fratto R1 più R2. Però se ho più resistenze in parallelo, come faccio? Devo usare questa e estenderla 1 fratto R, 1 fratto R1 più 1 fratto R2 più 1 fratto R3. Poi se vogliamo mettere un nuovo denominatore comune tutto diventa un po' più complicato. Comunque appunto usiamo questa formula se abbiamo più resistenze in parallelo. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.